Un caloroso benvenuto dal telegiornale del quotidiano di informazione La Nazione Siciliana Notizie.Sicilia, le notizie dalla parte delle siciliane e dei siciliani. Ultimo sondaggio, Musumeci batte tutti. La Sicilia dell'1 giugno ha pubblicato un sondaggio realizzato da Quorum U-Trend sulle prossime elezioni regionali e ancora una volta si conferma il netto vantaggio di Nello Musumeci contro qualsiasi candidato di centrosinistra. Non solo, se il candidato del centrodestra non fosse Musumeci, il centrosinistra unito prevarrebbe sul centrodestra. Ma proviamo a ricapitolare. Nel confronto tra un candidato generico di centrodestra contro un candidato generico di centrosinistra, quest'ultimo prevarrebbe con il 37,5% contro il 36%. La cosa cambierebbe totalmente se il candidato del centrodestra fosse Musumeci, che prevarrebbe su un candidato generico del centrosinistra con il 40,7% contro il 30%. Prevarrebbe poi sulla più temibile candidata del centrosinistra, ossia Caterina Chinnici, per 39,7% contro il 35,5%. Contro Giancarlo Cancelleri con il 45,2% contro il 26,8% e contro Claudio Fava con il 43,3% contro il 32%. Tutti i probabili candidati delle primarie di centrosinistra verrebbero quindi sconfitti nel caso il candidato del centrodestra fosse, come è prevedibile che sia, Nello Musumeci. Il presidente uscente batte tutti anche nella classifica della fiducia e risulta essere anche il più conosciuto dei siciliani. Il legame tra i siciliani e Musumeci si è evidentemente molto rafforzato in questi anni. D'altronde i suoi avversari del centrosinistra portano alla memoria il disastro Crocetta e i suoi avversari nel centrodestra rappresentano la parte inciucista che non sopporta di essere guidata da un presidente galantuomo che non risponda agli ordini che qualcuno vorrebbe impartire. La Meloni candida Musumeci, si parte il 13 giugno. Giorgia Meloni ha tenuto mercoledì 2 comizi in Sicilia, a Messina a sostegno del candidato Maurizio Croce e a Palermo a sostegno del candidato Roberto Lagalla e ha ufficialmente posto la questione della ricandidatura di Nello Musumeci a presidente della regione. Ho accettato mio malgrado, ha detto la segretaria nazionale di Fratelli d'Italia, di attendere la fine delle elezioni amministrative, ma non attenderò oltre. Credo che Musumeci, ha proseguito la Meloni, debba essere candidato dal centrodestra alle regionali e che non ci sia una ragione per la quale non debba essere riconfermato. Ha lavorato bene, 5 anni fa la Sicilia era fanalino di coda in tutte le classifiche, oggi invece è riuscita ad arrivare in vetta a molte di queste. Ho chiesto se ci fossero delle alternative e nessuno le ha. Sono convinta che alla fine tutti confermeranno la ricandidatura di Musumeci, ma non comprendo perché si stia perdendo tempo. Le primarie della sinistra che si faranno ma non è sicuro. Il tavolo tecnico per le primarie del centro-sinistra in Sicilia ha concluso il proprio lavoro con 3 decisioni. 1. Le primarie si svolgeranno il 23 luglio. 2. Le candidature dovranno essere presentate dal 23 al 28 giugno. 3. Il voto si svolgerà per via telematica sia nei gazebo che autonomamente dal proprio computer. Come ovvio, la decisione è davvero importante. E la terza. Concentrare tutto il voto su una piattaforma informatica impedisce la possibilità dei brogli tradizionali avvenuti in più occasioni nelle primarie con voto cartaceo. Se non fosse che subito dopo l'annuncio è intervenuto sui social il segretario del PD siciliano Anthony Barbagallo dicendo testualmente: sul voto nei gazebo ci sono alcuni punti da smussare e ulteriormente chiarire. Chi esce da casa per esprimere la propria scelta deve poterlo fare anche in modo tradizionale. Al tavolo politico individueremo la giusta sintesi. Cioè si ricomincia da capo con buona pace del lavoro certosino dei componenti del comitato tecnico, non escludendo neanche che alla fine il partito più partitista tra i partiti, ossia il Movimento 5 Stelle, pretenda da Roma il candidato per sé, magari trattandolo con Letta, con buona pace delle stesse primarie. Non sarebbe una novità. Armao, unico delegato siciliano al congresso del Partito Popolare Europeo.
Si è concluso a Rotterdam, con l'elezione del nuovo presidente Manfred Weber e dei vicepresidenti, il congresso del Partito Popolare Europeo, al quale era presente come unico delegato siciliano il vicepresidente della regione Gaetano Armao, componente del Comitato Europeo delle Regioni e coordinatore dell'Intergruppo delle Isole Europee. Tra i vicepresidenti è stato confermato con grande consenso Antonio Tajani, già presidente del Parlamento Europeo. Ho chiesto a Manfred Weber e ad Antonio Tajani, ma soprattutto alla presidente Roberta Metsola, ha affermato Gaetano Armao a conclusione del congresso, un impegno speciale sul tema dell'insularità, cruciale per la Sicilia, nei prossimi appuntamenti del Parlamento Europeo. Co-housing e agricoltura sociale per migranti. A Villarrosa, nell'Ennese, è stato presentato un innovativo progetto promosso dall'Associazione Don Bosco 2000, impresa sociale in partenariato con la regione siciliana. L'iniziativa si è svolta in un bene confiscato alla mafia, gestito dall'associazione dal 2016. Il progetto avrà come scopo principale la creazione di una start-up agricola formata principalmente da un gruppo di cittadini stranieri, destinatari di una formazione generale e specifica. Infine il progetto potrà formare quanti esprimano la volontà di fare rientro nel proprio paese di origine, replicando quanto appreso a favore delle comunità locali nei villaggi di provenienza, per esempio creando sistemi di coltivazione acquaponici. Convenzione anti-incendi tra Regione e Vigili del Fuoco. Firmata a Palazzo Orleans una convenzione tra la regione siciliana, rappresentata dall'assessore al territorio Totò Cordaro, e il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, direzione della Sicilia. L'obiettivo è promuovere un'azione sempre più efficace e coordinata di contrasto agli incendi, con l'impiego di 13 squadre aggiuntive di pronto intervento dei Vigili del Fuoco, da dislocare nelle province dell'isola, con il coinvolgimento del Corpo Forestale della Regione Siciliana e del sistema di volontariato di protezione civile regionale. Con un investimento di quasi 2 milioni di euro dal bilancio regionale, dal 10 giugno al 10 settembre di quest'anno si procederà inoltre a un potenziamento della sala operativa unificata permanente della regione con personale dei Vigili del Fuoco. Oltre al personale già regolarmente in servizio, è previsto il potenziamento del dispositivo di soccorso dei comandi dei Vigili del Fuoco della Sicilia, con squadre antincendio boschivo aggiuntive dotate di automezzi e attrezzature dedicate e presidi temporanei. Via libera della Regione all'elettrodotto Tyrrhenian Link. Via libera del governo Musumeci alla costruzione e all'esercizio dell'elettrodotto Tyrrhenian Link collegamento est nel territorio di Termini Imerese, nel Palermitano. La Giunta ha deliberato l'intesa al rilascio dell'autorizzazione unica da parte del Ministero della Transizione Ecologica al progetto di Terna Spa. L'opera complessiva consiste in un doppio cavo sottomarino di 950 km di lunghezza e 1000 MW di potenza, che collegherà la Sicilia con la Sardegna e la penisola italiana. Il progetto prevede 2 tratte, quella est dalla Sicilia alla penisola e quella ovest dalla Sicilia alla Sardegna. Il collegamento migliorerà la capacità di scambio elettrico, favorirà lo sviluppo delle fonti rinnovabili e l'affidabilità della rete. Oggi è tutto. Per l'informazione della Nazione Siciliana, notizie.sicilia e appuntamento alla prossima edizione. Per approfondire le notizie andate direttamente sul nostro sito www.lanazionesiciliana.eu.